Buonasera e grazie per la vostra presenza. Permettetemi di dire che anche questa è una testimonianza del valore dell'uomo, della figura culturale, dello scrittore, del poeta di cui parleremo questa sera. Ecco, dopo Adriano Madaro e Nicola De Ciglia, questo è il terzo appuntamento degli aperitivi narrativi e questa sera parleremo, e ringrazio anche loro per il contributo e la loro presenza. Avremo Francesca De Mattè e Maria Carla Tecce che parleranno proprio di Enzo De Mattè, questo educatore. Io vorrei chiamarlo educatore in primo luogo perché è stato insegnante, è stato preside, è stato ispettore anche per il Triveneto e ha concluso la carriera a Parigi, mi pare, come ispettore per la lingua italiana in Francia, ma credo che prima di tutto avesse questa anima di educatore. Vedremo poi nel loro racconto cosa significhi e quanta importanza abbia oggi il concetto di educazione. Ma è stato anche uno scrittore molto interessante, importante per tutta la serie di opere che ha costruito, è poeta, uno scrittore interessante, dicevo, perché a mio parere, e apro una parentesi qui, il problema vero è che non sono stati più rieditati una serie di libri, e questo è un appello, visto che anche la Fondazione Benetton aveva segnalato questo evento di oggi, che svolge comunque un lavoro intorno a De Mattè, e speriamo che in qualche maniera si possa mettere mano, perché ci sono dei libri che hanno una grande attualità, secondo me, sia per lo stile, per l'aspetto stilistico, perché De Mattè non era uno scrittore standard, non era quel grado zero della scrittura di cui parlava il semiologo francese Barthes. Era un uomo che aveva trovato il suo stile dal punto di vista linguistico e di contenuto, e quindi una sua originalità nella sua caleidoscopica scrittura, perché è stato un importante scrittore per ragazzi. Ricordo per tutti il Regno sul fiume, parlavamo prima con Francesca del fatto che ha avuto 30 edizioni, venduto 1.200.000 copie in quegli anni, insomma, no? Ed è un libro che io trovo di una attualità straordinaria, che regge sotto il profilo linguistico e dei contenuti anche oggi, e che sarebbe molto interessante riproporlo ai nostri ragazzi di oggi, per tanti motivi che poi loro, che sono più bravi, spiegheranno meglio di me. E devo dire che anche lo scrittore per gli adulti, tra virgolette, lo scrittore a tutto tondo, è stato uno scrittore rilevante per i temi che ha affrontato. In particolare io sottolineo la sua capacità di interpretare un periodo storico proveniente dal mondo cattolico, ma un mondo cattolico che guardava già con gli occhi post-conciliari di Giovanni XXIII, quindi e che poi fiorirà negli anni successivi in tantissime altre iniziative. E quindi uno scrittore che si è confrontato con i problemi che questo mondo aveva e che li ha affrontati con grande equilibrio, ma per quello che mi riguarda ho trovato molto interessante e importante la sua capacità di scrittura, di creare all'interno del tessuto narrativo un ritmo molto interessante per il lettore, e quello che io chiamo ritmo interiore, cioè la capacità non di sorprendere in maniera filmica, ma la capacità dentro di noi di far crescere quel ritmo che spesso oggi è soffocato da ritmi esterni che a poco poi ci conducono nella costruzione della nostra integrità e personalità.
Ecco, quindi credo che affrontiamo stasera il ricordo di uno scrittore, di un educatore, di un poeta molto importante e anche di un uomo culturalmente significativo, perché è stato a quel tempo, dal 1965-70, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione e alla gioventù, creando per primo a Treviso la biblioteca dei ragazzi, bello il titolo, era La Curiosa, e con l'allora sindaco Bruno Marton. E quindi un uomo che ha dato tanto alla società trevigiana, ma anche ben oltre. E quindi sono contento della vostra presenza, perché avremo modo, io credo che anche da queste cose debba nascere come dire, un incentivo perché queste personalità del mondo culturale trevigiano siano non solo ricordate ma attualizzate, recuperate in funzione anche dell'attualità che viviamo. E assieme a lui ce ne sono altri che dovremo riscoprire. E quindi grazie ancora a Maria Carla e a Francesca. E adesso Maria Carla Tecce è una, come si può dire, è stata un'insegnante, ma insegnante lo si è per sempre, poi attualmente sì, visti gli attacchi che hanno gli insegnanti oggi non lo so, ecco, però uno può dire sono un ex e si difende, come pure Francesca che sono un ex, sì, non so se mi difendo, ma sono un ex. ecco, sì, che da anni lavora appunto sulle carte del padre, insomma, per sistemare questo gran lavorio che ha fatto nella sua vita. E quindi ancora grazie, passo la parola a Maria Carla Tecce, la quale oltre a insegnare è anche una delle esperte della mente, con tutte le scienze che sono nate nel Novecento, e quindi sì, voglio dire, non è che portiamo persone, complimenti. Allora, siccome Lucio dice che sono anche una psicologa, voi portate pazienza perché noi siamo abituati ad ascoltare più che a parlare, quindi magari seguirò un filo. Aggiungerei alla biografia accennata da Lucio alcuni particolari su Enzo De Mattei. Immagino che qua ci siano altre persone che come me lo hanno conosciuto da giovane. No? Sì? E avrete conosciuto come preside? Sì, come preside. Come? E scriveva poesie. I libri delle elementari mi sono... Ah, sfugge. Preso all'interno. Ecco, aggiungerei all'aspetto culturale, formativo, quindi noi lo conosciamo soprattutto come preside, come educatore, ma effettivamente anche io poi ho scoperto che si è occupato di molte altre cose, soprattutto in primis anche forse, o forse con più passione, di poesia anche dialettale. Più volte ha ottenuto premi letterari prestigiosi ed è stato in quegli anni, quindi siamo nel 60-70, studioso delle tradizioni culturali e dell'ambiente locale, come stava nascendo anche in Italia il metodo degli annali, les annales, no? la piccola storia all'interno della grande storia, o comunque calata nella cultura delle persone, non dei personaggi. Ha raccolto, e gli dobbiamo molto per questo, le 300 lettere di Giovanni Comisso a Maria e Natale Mazzolari, che sono state recentemente riprese in mano in maniera pubblica. Si è occupato di artisti, di letteratura, di ricerca linguistica e di storia, come vi dicevo.
E noi lo conosciamo per lo più come educatore, dal Regno sul Fiume, che è insomma, quello di cui parlava Lucio, ai successivi. Il Regno sul Fiume è apparso a puntate sul Corriere dei Piccoli nel 68, Otello se lo ricorda. Eri piccolo così, no? Guardavi le figure. E però se ha avuto risonanza su un settimanale nazionale, a tiratura nazionale, vuol dire che il tema e l'ambientazione non era così ristretto a quello che è il nostro territorio, in particolare Casale, Casieri, il fiume, il Sile, in quella zona lì, nel 62-63. Vi chiederei di tenerle presenti queste date perché sono, secondo me, fondamentali per collocare il significato del lavoro pedagogico. Il 62-63 credo che sia l'anno dell'avvio della scuola media unica, 63. Ed effettivamente, se poi qualcuno di voi ha occasione o curiosità di guardare, di leggere il Regno sul Fiume, ci troverà la descrizione, adesso non so quanti hanno frequentato la scuola media unica fin dall'inizio, io sono una di quelle, quello che colpiva, che ha colpito immediatamente questi ragazzini che prima, Dio santo come faccio a spiegarmi, io ero di Olmi, a Olmi non c'era la scuola media, la scuola media era a San Biagio e ovviamente per pochi. Quando si avvia la scuola media unica, tutti i comuni sono alla ricerca di contenitori per questi nuovi ragazzi, per queste nuove scuole. A noi toccò una piccola casa di 4 locali con casa di contadini, 2 stanze sotto, 2 stanze sopra, con i pavimenti di legno e il primo anno il bagno fuori, i servizi fuori. Adesso è inclusa nel giardino di Archiuti. Pietre a vista, ma la cosa che colpì il primo giorno di scuola era che noi arrivavamo a scuola con il nostro grembiule e c'erano parcheggiate le macchine, più di una. Cioè arrivavano i professori, giovani ragazze che guidavano o che venivano accompagnate dal fidanzato o dal padre, per lo più, io ricordo, 11 insegnanti, 2 laureati, il resto erano studenti dell'università. Quindi io immagino che, benché noi avessimo la televisione, quindi eravamo già un po' più così, i miei compagni che venivano da Spercenigo, da San Biagio, da San Floriano, gli angoli più, cioè, in paese c'erano 3 operai, il resto erano artigiani e agricoltori. A vedere sto schieramento era entrare in un mondo altro, si apriva veramente un altro mondo e lo trovate, se avete la curiosità, descritto bene lì, in questo Regno sul Fiume, perché effettivamente fu uno scatto, cioè, da un tipo di società a una società del tutto diversa. L'obbligo di scuola media ha fatto la rivoluzione copernicana. Non so se in bene o in male, poi alla fine tirare le somme non spetta a noi, ma insomma così. Se posso integrare quello che stai dicendo, allora io ho recuperato, quando mi hanno chiesto di fare questo intervento, una vecchia intervista che è del 2010, che poi pubblicò il Gazzettino, che aveva mandato un giornalista a intervistare mio padre a proposito degli anni 60.
E la domanda è questa, gli chiedono: come è venuta l'idea di scrivere una storia così? Da cosa ha preso? E lui dice: dal fatto che ero preside a Casale, da quel mondo là pieno di ragazzini negli anni 60, anche se era un pezzo che mi girava in testa l'idea di scrivere qualcosa intorno al mondo dei giovani che era pieno di vita e da curiosità e benevolenza verso di loro. Lo spunto me l'ha dato un concorso che era stato bandito dal Corriere dei Piccoli, che comperavo per i miei figli ogni settimana, e da una casa editrice di Milano in cerca di nuovi autori, la Mursia. Ma la spinta è venuta da quell'esperienza che stavo vivendo in una scuola giovane, dove erano giovani tutti, professori, allievi e io stesso. Pensai che i professori erano appena laureati e non avevano quell'atteggiamento rigido che viene qualche volta con l'età. Erano educatori spontanei che mettevano veramente al centro i ragazzi e che facevano esperienza con loro. Ecco, mi fermo qua. E dopo ti passo la parola. Ci siamo. Questa è una parte della sua vita. Lui aveva anche molti altri interessi. Sì, infatti il titolo che noi abbiamo scelto oggi è, per parlare di lui, abbiamo concertato con Lucio parole di fiumi, di valli, di paesi. Perché, come ha detto Carla, l'interesse, vado male perché dovrei dire di mio padre, ma sto cercando di decentrarmi rispetto a queste condizioni. Di De Mattei, dirò così, va bene? Ecco, tanto si capisce che era mio padre, insomma, vabbè. È un interesse multiforme che prende diversi ambiti, come ha detto Carla. Ambiti di vita che lui avverte con un'attenzione particolare perché sente che sono alla fine. Lui si definiva un soldato limitaneo, non è una bella espressione, cioè uno che presidiava un tempo, delle strutture, di cui avvertiva che ben presto ci sarebbe stata la fine. Così infatti noi sappiamo che qui a Casieri, a Casale, erano fra i porti fluviali negli anni 60 più importanti per traffico. Subito dopo tutto il traffico, invece che sui burci, si è trasferito nei container e sulla strada, sicché anche quel traffico fluviale, i barcari, gli armatori, c'erano gli armatori delle flotte fluviali che trasportavano grani per gli oleifici, ma non solo, cemento, laterizi, lungo i nostri fiumi fino in laguna. Ecco, sarebbero scomparsi. Noi andiamo a passeggiare il cimitero dei Burci, no? Che è un posto delizioso veramente. Lui se ne accorse in quegli anni e avvertì insomma l'esigenza di dare una testimonianza, cioè di recuperare quel mondo, ma non per la nostalgia, ecco, anche questo sarebbe da precisare, con la coscienza che c'è bisogno di coscienza, di conoscenza per poi andare avanti. Non si può andare avanti alla cieca, occorre conoscere, occorre sapere, poi le scelte allora si possono fare in libertà. Lui sosteneva proprio questo. Tornando al nostro titolo, siccome seguiamo la scaletta da bravi insegnanti, ci mettiamo, leggo questo testo che un po' giustifica anche i nostri discorsi, ed è Gli annali dei poveri. È una poesia del 67, anzi del 65, la raccolta è del 67 e si intitola Pagine e terra. La raccolta.
Questo è Gli annali dei poveri. Fitte pagine dovremo scrivere, dibattere imprese e speranze impensate per imitare la vicenda chiusa in graffiti di intonaco o in rugose carte di famiglia intestate in nome di Dio, con i cibi di campo e le iniziali intagliate a piede della memoria votiva. Sono questi gli annali dei poveri, gli stessi che parlano dietro parole di valli, di fiumi e di paesi. Anche le grandi montagne ebbero il nome da loro, poiché fu negata alla scomposta sapienza l'anagrafe della natura. Ogni cosa eterna sulla terra sta scritta nel loro stile. Cosa sono gli annali dei poveri? Diceva Carla prima, l'analistica è un po' una tradizione storica, fin dai tempi dei tempi, no? Si scrivevano, ricordo per uno a caso, Tacito, insomma, no, ha intitolato le sue storie come annali. Si scriveva, ma si scriveva prima ancora di essere storici, perché c'era un obbligo per i pontefici, cioè in fondo i sacerdoti, no, le magistrature religiose della civiltà romana, di registrare gli eventi, tutti gli eventi, dagli eventi politici a quelli naturali, e scriverli. E allora la storia era scritta così. Ma in realtà gli annali ai quali è dedicata questa poesia di De Mattei sono gli annali nella prospettiva des annales, come diceva appunto Carla, cioè una scrittura storica attenta alle strutture di lungo periodo che riguardano la gente comune, per cui un fatto, per esempio, non è una guerra solo, o la decisione politica, o il trattato, eccetera, eccetera. Un fatto è, non so, l'invenzione del mulino ad acqua, un fatto è la semina di cereali fino a una certa altezza, cioè eventi che riguardano persone che non avevano voce. Questa è la cosa. E lui lo dice, cioè De Mattei dice gli annali dei poveri parlano dietro parole di valli. Nel 1958 lui pubblica un libro che è La valle coi santi alle finestre, detto per inciso a Canale d'Agordo dal 7 di luglio fino a tutto il 10 settembre c'è una mostra che appunto parla di questo libro che lui scrisse, memorabile in quegli anni. Parole di fiumi, abbiamo appena parlato del regno sul fiume, parole di paesi. Dentro un approccio che dice con i cippi di campo, i cippi confinari, cioè i confini si segnavano con un cippo che a volte portava solo incisa la lettera del proprietario o l'anno di incisione, di definizione della lettera, del cippo. Dice a piede della memoria votiva. Dunque l'approccio è un approccio quasi sacrale, nel senso che dice queste sono cose serie, le stiamo perdendo, le abbiamo perdute, occorre riconoscerle, ci hanno parlato per secoli attraverso queste forme. E lui lo scrive, ci sono carnet, aveva questa abitudine di annotare mentre camminava, no, era un camminatore fenomenale, allora camminava con gli scout ma anche da solo,
avevano le route, le chiamavano, noi oggi chiamiamo i cammini, in realtà facevano queste strade e avevano il quaderno di caccia o il quaderno di marcia e scriveva lui, ma scrivevano anche i suoi roveri, i suoi amici su questi quaderni, annotando tutto ciò che colpiva la loro emozione, la loro storia, la loro condizione. E sono a proposito di Fondazione Benetton, sono dei giacimenti di considerazioni, di riflessioni, di disegni di case, di tabià, di castelli, di strade, di nomi di paesi, di riflessioni su questo che è incredibile come trovassero, diciamo così, gente comune, normale, non scrittori già allora, cioè lui ride su questo, no? È il primo a stupirsi poi di scrivere un libro, ma scrivevano queste cose. Ecco, allora, perché diceva i nomi hanno un senso, i nomi hanno un senso nel paesaggio, il paesaggio è qualche cosa che noi dobbiamo leggere per non perderci, per non perdere identità, per non perdere orientamento, e così segna i nomi, spiega, cerca e va avanti, così come fa in tutte le scritture dei suoi libri. Carla, lascio a te perché sennò... Io dovrei spostarmi, dunque, dovrei tenere il filo e spostarmi sul mio. Io non sono una letterata, io ho fatto la psicoterapeuta e questi fiumi, queste ambientazioni si trovano in tutti i libri di narrativa. Mi sono occupata della narrativa per ragazzi e vi dico già subito qual è la mia conclusione, così mi tolgo poi il pensiero e dopo casomai vi dico qualcos'altro. È un peccato che almeno alcuni di questi testi non vengano ripubblicati, perché in essi, perché De Mattei è stato particolarmente bravo dal mio punto di vista, prendetelo, ripeto, strettamente psicologico, evolutivo. Lui parla in tutti questi romanzi di ragazzini molto ben integrati, non è giusto dire, che fanno proprio parte dell'ambiente in cui vivono, che hanno con l'ambiente in cui vivono una interazione reale. Sono bambini sono ragazzini che hanno il tempo di stare soli, il tempo di inventarsi cose per riempire il vuoto, ragazzini che nella loro quasi abbandono, diciamo, rispetto alla cultura, all'attenzione pedagogica dei genitori, trovano risorse e socialità che li aiutano a crescere. Ma, dicevo, la bravura, secondo me, particolare di De Mattei, e forse c'entra il fatto che avesse 5 figli più o meno di quella fascia d'età, ma non solo, ma apro e chiudo. Lui è nato a Venezia ed è poi è nato a Trento, scusa. Per sbaglio. Penso che la nonna non aveva, abitavano a Venezia, si erano sposati a Venezia i nonni, ma la nonna era sola, non aveva famiglia, non aveva nessuno. Allora il nonno era di Trento, dov'è che si va a partorire? Nel 1927 si va a casa di qualcuno che ti dà una mano. E la nonna partì con le sue valigine, col treno, per il Molano e avanti su, è arrivata a Trento e 2 giorni dopo quel viaggio ha partorito. Poi è tornato a Venezia, è stato a Venezia 4-5 anni. Sì. Da Venezia poi è andato a Fortezza. Ah, sì. Fortezza, avete presente? Sì. Siamo sempre in quegli anni
35, nel 35 a Fortezza, 4 anni, gli anni della fanciullezza. Al passaggio della preadolescenza viene spostato di nuovo, perde l'orizzonte delle montagne e la solitudine delle montagne e torna a un orizzonte aperto. Non è simbolico, è proprio reale, cioè un bambino che vive a Fortezza, ci sarà d'inverno un'ora di sole. Certo. Un ragazzino che parla italiano e tedesco per fortuna sua. A Fortezza in quegli anni là, dove ovviamente gli italiani erano un enclave. Che tipo di fanciullezza può aver avuto? Una fanciullezza ben con tanto spazio di riflessione, forse anche con qualche mortificazione, comunque una famiglia che lo ha molto probabilmente fatto sentire sicuro, perché questo poi ritorna. Quando esce dalle montagne, fatalità, esce dalle montagne nel momento in cui esce anche dalla fanciullezza, cioè si apre un mondo che non è solo un mondo naturale, sociale, ma è anche proprio un mondo affettivo. E questo mondo affettivo lui lo comprende benissimo, questo volevo dirvi, che in particolare nel Regno sul Fiume, Olive Nere, e qui non l'abbiamo nominato, ma L'estate cattolica, che non è un libro per ragazzi, insomma vabbè, un po' più grandi, si sente la capacità di comprendere l'ambivalenza delle emozioni dei ragazzini. Cioè, i ragazzini, quelli delle medie, noi lo sappiamo, anche per ricordo, sono sconvolti da emozioni e sentimenti nuovi, spesso contrastanti, spesso negative, fra virgolette, cioè eticamente, moralmente diremmo negative, psicologicamente non sono negative. L'invidia non è né bene né male dal punto di vista psicologico, è un dolore però. La rabbia non è né bene né male psicologicamente parlando, è bene o male quello che ne fai della rabbia. E lui Enzo De Mattei lo capisce perfettamente, cioè questo scarto fra quello che provi e il giudizio che ne dai o che ne danno gli adulti determina parte della sofferenza adulta, ma soprattutto blocca lo sviluppo, perché tu non puoi mai essere libero se non sei consapevole di quello che stai vivendo e che non è necessariamente cattivo. Vi leggo un pezzettino piccolo, proprio piccolo. Questa è proprio la presentazione del Regno sul Fiume. Allora, lui dice: tuttavia, se io e i miei figli ci mettiamo a guardarla insieme, dunque, la realtà nella quale viviamo, adulti e giovani, è uguale per tutti, perché è la stessa: cielo, paesaggio, stagioni, persino la gente tra cui ci si muove. Anche i problemi sotto le apparenze risultano quelli. Tuttavia, se io e i miei figli ci mettiamo a guardarla insieme, questa realtà la vediamo in modo differente. Io dal mio angolo di visuale di uomo, essi dal loro di adolescenti. Così ne ho dedotto che il compito di uno scrittore per ragazzi non sia di fabbricare una realtà diversa, ma consista in uno sforzo particolare per osservarla con gli occhi dei ragazzi stessi, interpretarla con i loro sentimenti e tradurla fin dove è possibile con le loro parole.
Occorre dunque appropriarsi del loro criterio e mettersi alla loro scuola. Confesserò anzitutto che a vederlo così, in questa luce, il mondo appare più chiaro e più pulito senza perdere di verità. Ciò permette la visione poetica delle cose, ossia lascia cogliere quegli aspetti profondi che stanno nella realtà, ma che è difficile scoprire. Il rispetto che De Mattei mostra nel romanzo per il mondo interiore dei ragazzi, secondo me, è un punto essenziale, anche perché non si limita a dare l'accoglienza, diciamo, o diritto di cittadinanza a questo mondo così ingarbugliato, ma c'è sempre un commento, o più spesso un educatore, anche se il più delle volte è rappresentato da un prete o da un insegnante, che riesce a trasformare in linguaggio e quindi in conoscenza e quindi in consapevolezza l'esperienza emotiva del ragazzino. Secondo me sti libri, almeno 2, potrebbero essere usati per quella che, adesso non lo so se è ancora così, ma una volta si chiamava educazione affettiva. Esiste? Ancora? E leggendo Il Regno sul fiume, se si potesse, a parte che secondo me dovrebbero leggere gli adulti, perché potrebbero cogliere delle strategie. Sai, De Mattei, visto che ho scelto di parlare così, non credeva che ci fosse una grande distinzione tra scrivere per gli adulti e scrivere per i ragazzi. Cioè, bisogna scrivere tutti gli elementi della narrativa per ragazzi ci sono nella narrativa per gli adulti. Quello che cambia è, come hai detto tu, Carla, semplicemente la prospettiva, cioè quello che deve fare chi scrive pensando a un pubblico di ragazzi è guardare con i loro occhi e non solo guardare, usare una lingua che faccia sì che loro possano identificarsi in quello che gli viene raccontato, descritto, partecipato. E beh, infatti, la grande grazia di tutti i libri per ragazzi che De Mattei scrive. L'ultima cosa che mi sento di aggiungere sulla notazione che ha proposto prima Maria Carla Tecce, parlando della esperienza che lui fa scendendo da Fortezza verso Treviso, in fondo la piana, il sole, un orizzonte improvvisamente spalancato e grandissimo rispetto alla strettoia claustrofobica di Fortezza, del Brennero, va bene, di un sole che appariva appunto solo da mezzogiorno all'una d'inverno ed estate dalle 11 alle 2. Ecco, quella era la differenza. Arriva a Treviso e la cosa che lo colpisce ed è una cosa sono le girandole dei camini, che sono poi una caratteristica unica della città di Treviso. E io me lo sono immaginato, no? Questo ragazzo che frequenterà il liceo classico Canova nella terza ginnasio, allora, perché la prima e la seconda l'aveva fatta a Bressanone, che è abituato a guardare in su più che a guardare per terra o a guardare e in su che cosa vede? Vede i camini, ma non i camini che c'erano in tutte le case, anche a Fortezza, eccetera,
ma con questo gioco straordinario, con questo teatrino di rappresentazione delle girandole. E lui sempre su questi carnet annota la caratteristica di Treviso, dice: ma guarda questa città che cos'ha? Ha queste sagomine, no, di latta nera che fanno un teatro a cielo aperto in alto, perché se c'è ritratto il cacciatore su un camino, sul camino vicino ci sono le prede, allora o le oche oppure il cane da caccia che scappa di là, e se c'è la nave, per esempio in Prato della Fiera ancora oggi a Treviso si può vedere sopra il camino di una delle case dei Torso, che erano degli armatori appunto delle flotte, dei barconi, un veliero, ma accanto, adesso noi lo vediamo da solo, ma accanto a quel veliero c'erano poi uomini che lavoravano con le sartie, cioè si ripresentava la scenografia che c'era e si viveva quotidianamente, ma portata in alto. Ecco, lui scrive questa monografia poi, no, dopo aver annotato, che diventa, anche qui vincendo il premio nazionale della stampa nel 59, poi il libro viene pubblicato nel 62, Girandole dei cammini trevigiani. E era così, cioè era un osservatore e poi uno che rifletteva, e pertanto rifletteva anche sui sentimenti, sulle condizioni, ma mai in maniera drammatica. Ecco, anche questa è un'altra delle sue caratteristiche. È sempre stato un uomo positivo, sia nella proposta sia nelle azioni che faceva. Era aperto, positivo, dinamico, mamma mia, non lo si conteneva. Vi dico solo un piccolo particolare: abbiamo donato tutte le sue carte, oltre che i suoi libri, non solo quelli che lui ha scritto, ma i suoi libri di studio, la sua biblioteca, insomma, alla Fondazione Benetton, perché essendo noi in 5, chi si prendeva questo pezzo, quest'altro pezzo, abbiamo detto non è possibile, è bene che sia un archivio, resti unitario. Bene, sapete quanti furono gli scatoloni delle sue carte? C'è qualcuno che può azzardare? Sono stati 68 solo di carte, va bene? Cioè, diciamo così, i suoi appunti, le sue riflessioni, i manoscritti, le correzioni, le intuizioni. 68 scatoloni senza la corrispondenza. Ecco, cioè era una, come si può dire, imbrigliabile, impossibile fermarlo. Movimento perenne, dice Lucio, movimento perenne. Quanto tempo abbiamo, Lucio? 10 minuti? Quarto d'ora? Sì. Poi se ci sono delle domande... Allora, un momento sul movimento perenne, perché secondo me è la cifra di quest'uomo, non della lettura della Weltanschauung, si diceva una volta, forse anche adesso, chissà. La trasformazione, il movimento perenne è la trasformazione. La trasformazione, riprendendo i temi della narrativa, in questi racconti, in questi libri c'è sempre un protagonista di questa fascia d'età, per lo più devo dire appunto, però teniamo conto dell'epoca, tutti sono maschi, tranne una, che si trovano ad affrontare un momento, un passaggio particolare, venendo da una situazione sociale per lo più degli ultimi, cioè famiglie con problemi materiali, problemi culturali, problemi, gli ultimi, quelli che hanno meno voce, che hanno meno strumenti, che hanno meno difese. Questi ragazzini, quindi non vi dovete immaginare l'avventura che porta a sconfiggere Draghi o comunque ad ottenere chissà che risultati, no, sono romanzi di formazione. Ci sono delle difficoltà riferite al ragazzino o alla ragazzina, una,
che vengono affrontati, vissuti, ma non subiti e superati con l'acquisizione di strumenti per lo più intellettuali, cioè i ragazzi e amicali. Ecco, la scoperta dell'amicizia secondo me è anche un tema molto molto utile in questa fase di vita, perché dall'amicizia poi nascono le relazioni più o meno vere, impari a misurarti anche con gli adulti più o meno sinceri, perché gli adulti che contornano questi ragazzini non sono sempre delle persone gradevoli o stimabili. La realtà effettivamente ti pone anche in rapporto con adulti bugiardi, adulti che approfittano, adulti manipolatori. Quello che De Mattei cerca di dirci, secondo me, è che se diamo a questi ragazzini degli strumenti che possano loro usare per comprendere meglio dove sono e cosa sta succedendo intorno a loro, è probabile che possano avere un cambiamento, un'evoluzione rispetto alla situazione dei loro genitori. Qui si aprirebbe un tema sociale che non aprirò, ovviamente, ma che sta nella lettura cristiana, l'interpretazione cristiana della società, a mio avviso. E qua io mi fermerei anche, perché... Se posso solo un inciso su questo, piccolo, è stato già detto in qualche modo, ma lo vorrei sottolineare, che entrare a far parte dei suoi protagonisti, ragazzi, quindi parlare il loro linguaggio, ha significato anche concretamente aver dato il valore delle conoscenze di questi ragazzi, cioè la sapienzialità di questi ragazzi, che era molto importante, perché conoscere un fiume, sapere come è fatto i pesci o conoscere la terra, non è che non ha solo l'aspetto di un bancario che conta i soldi, bisogna conoscere molte discipline, diceva Mario Rigoni Stern. Ma lui le ha imparate dai ragazzi. Esatto. Quando abbiamo presentato sempre papà come scrittore per ragazzi alla Biblioteca Incontra, un incontro che si fece in Fondazione Benetton anni fa, mostrammo allora tutti i materiali preparatori di questo libro del Regno sul Fiume. Quali erano questi materiali preparatori? Le relazioni che i ragazzini di dietro riva, cioè quelli che erano i figli dei barcari, abitavano nelle case dietro riva, scrivevano sulle diverse modalità con cui si va a pesca, con i bertovelli, piuttosto che con la lenza, piuttosto che la trisiola, eccetera, eccetera. E nostro padre disse tranquillamente e spontaneamente: sono loro che mi hanno insegnato, io non sapevo niente della pesca. E quello che mi facevano, cose straordinarie, le tabelle a doppia entrata con il tempo, va bene, perché non si pescano gli stessi pesci durante tutto l'anno, ci sono dei periodi, eccetera. Le tabelle a doppia entrata, il tempo, la tecnica di cattura, il pesce che si riusciva a pescare. Ragazzini che poi avevano difficoltà a parlare l'italiano, si esprimevano in dialetto, giravano scalzi, siamo nel 63, va bene, avevano delle nonne che aiutavano, andavano a lavorare. C'è un racconto dentro il Regno sul Fiume di Roberto che, siccome la nonna vecchia, lui è orfano di madre, il padre è sul barcone e la nonna è vecchia e quando lei non riesce ad andare a lavorare ci deve andare lui, ma lui dovrebbe andare a scuola. Ma era normale non andare a scuola e andare a lavorare. Il nostro padre diceva tranquillamente: ho dovuto più e più volte mandare i carabinieri a prendere i ragazzini al lavoro e portarli a scuola, e avevano l'ordine di scappare per i campi appena arrivavano i carabinieri. Ecco.
E allora dice, la cosa straordinaria è che la scuola valorizzava, quella scuola dove appunto lui era il preside giovane in mezzo ai ragazzi giovani, cioè, valorizzava le loro esperienze, e dice non importa se non sapevano parlare italiano. C'è l'episodio della professoressa, no? Che arriva con la macchina tutta elegantina, brava, bravissima, che gli fa leggere il Gallo di zio Michele, poi regolarmente lo interrompe per fargli fare l'analisi logica o l'analisi grammaticale, naturalmente. E Roberto balbetta perché non sa, vuole sapere intanto come va a finire questa storia del Gallo di zio Michele, e ogni volta non ci riesce. E poi la professoressa, appunto, dimmi, vuoi leggerlo? Allora, il Gallo di zio Michele, pronunciò Filippini, sta interrogando in analisi logica. Il vecchio sperandio, che tutti chiamavano zio Michele, comprò al mercato del paese un gallo che aveva una dote speciale. Che significa dote? Interruppe la professoressa. Cosa vuol dire? Barbon? De piccoli? Che rabbia! Ogni volta era così. La signorina procedeva per una paginetta, fermandosi almeno 30 volte, poi metteva il segno e chiudeva. Ma il Gallo e zio Michele, niente, si doveva lasciar lì e far grammatica, perché bisognava imparare l'italiano. Roberto si azzardò a voltar pagina per sapere come continuava la storia, ma la professoressa lo colse subito in flagrante. Sembrava che quel giorno ce l'avesse proprio con lui. Moretto, dimmi un po', come fa il passato remoto del verbo cuocere? Roberto associò mentalmente il verbo cuocere col gallo di zio Michele e vide davanti agli occhi un bel pollo arrosto nel mezzo della tavola di casa. C'era suo padre, suo fratello, la nonna, c'erano Rina e Maria e c'era anche la mamma. Era Pasqua, l'ultima passata con lei prima che andasse all'ospedale. Dunque, insistette la signorina, come pesce quel giorno avevano mangiato una raina grossa, ma tanto grossa che non stava neppure nel tegame. L'aveva pescata suo fratello, ma in che modo l'aveva pescata non l'aveva mai voluto dire. Le raine sono un pesce difficile e in primavera non si trovano quasi mai, e di quelle proporzioni. Chissà Gigi come aveva fatto. Insomma, Moretto, si spazientì la professoressa, vuoi continuare a dormire? Fai pure, caro mio, vedremo tra un mesetto come te ne caverai. Roberto tornò a sedere. Io cuocei, io cuocessi, non si poteva dire cucinai. Sì, ecco, ci sono una serie, cioè questa è la prospettiva, no? Per dire, cioè guardare la realtà con gli occhi dei ragazzi, ma la realtà è anche appunto questo, io chiuderei qua se vogliamo, con il Sile, no? La domanda. Quindi il Sile com'era? Ma il Sile è e era una sede speciale per chi abbia avuto l'occasione di frequentarlo. Lungo il fiume, negli anni intorno al 1960, viveva un'umanità che si rifletteva nel percorso e nella portata d'acque del Sile. Fiume di risorgiva che avanzava sempre più ricco d'acqua verso il mare. L'umanità del fiume, il legame che indirettamente e direttamente si stabilisce con un fiume, è una relazione complessa e riguarda aspetti naturali e umani e storici e culturali. Il fiume così era un legame con l'uomo, che non è il pescatore della domenica. Aspetti antropologici, direi, ecco, riguardavano il rapporto dell'umanità che frequentava il Sile stesso e me, che ci ero arrivato come preside di una scuola media negli anni della Riforma, che unificava i percorsi dopo la scuola elementare. Il Sile, che è un fiume nobile e vasto,
permetteva di essere valutato come un alleato dell'uomo e del bambino, aiutava la crescita, l'ha aiutata in me e anche nei ragazzi che abitavano le sue rive e venivano a scuola. Il fiume era una via naturale di esperienza, era la scoperta del rapporto con l'uomo, completava la mia curiosità e comunicava ciò che non avresti mai immaginato nel suo allargarsi, nel suo stringersi, nel suo avanzare. Tutte le tappe arricchivano, umanamente si intende. L'esistenza di un fiume come il Sile aiuta a comprendere cosa sia veramente un fiume, non solo per la grandezza che può restare impressa nell'emozione di chi vi si avvicina, ma per le sue variabilità, le coincidenze che fa con tante cose, con i paesi che attraversa, con le attività che incontra. Insomma, il fiume è una creatura. Ecco, se qualcuno o qualcuna desidera fare una domanda, qualche chiarimento, tra l'altro permettimi questa cosa moglianese, perché me l'ero segnato, ma me l'ero anche scordato, ma risentendo adesso questo pezzo è risuonato questo cognome De Piccoli. Volevo capire, glielo chiederò a Cesare se era per caso, perché De Piccoli a Mogliano, due fratelli, in particolare, insomma, che ha svolto anche varie attività politiche e sociali poi e sindacali. E volevo, siccome lui è di Casale mi pare, poi come lo chiariremo se è stato anche lui in 46. Che sì, può essere. 56 o 10 anni, no, forse no, perché... A meno che non sia stato già. È una battuta, insomma. Ecco, è stato un dialogo molto ricco, molto bello, sulla figura, anche con alcuni aneddoti. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che la Valle con i Santi alle finestre sta diventando il leitmotiv, lo slogan della Valle del Biois, e soprattutto vedo nei social, pur essendo io un dinosauro, ogni tanto mi capita di vedere che viene utilizzato proprio per qualificarla, insomma, no? Soprattutto anche col pittore Dunio Piccolin che fa vari murales. Ecco, qualcuno desidera? Sì, prego. Martina, alla psicologa soprattutto. Allora, poco prima di uscire vedevo una trasmissione in TV dove parlavano del disagio dei giovani adolescenti, soprattutto il disagio psicologico molto forte che c'è adesso. E sentendo la lettura, gli strati di lettura da questo libro, non ho potuto fare a meno di pensare, di paragonare queste figure di questi giovani poveri, ma con un grande spirito di vita e un attaccamento anche alle esperienze concrete, e questo disagio che hanno ora i giovani di adesso e che rilevano in maniera molto forte. Allora, credo che la risposta a dire c'è stata la pandemia mi sembra un po' troppo semplicistica. Cosa è successo? Perché sono qui, adesso siamo in realtà molto ricca. Domanda da 2 minuti. No, vabbè, ma... Cosa è successo? Allora, in generale è successo, io mi occupavo di adulti, però anche siamo passati tutti. In generale è successo che i bambini sono stati trattati un po' come adulti, cioè gli si è molto programmata la vita, si è impedito spesso a loro di avere del tempo vuoto dove far lavorare la propria inventiva e la propria capacità di trovare soluzioni. E non so, da piccoli noi costruiamo capanne, no? O andavamo appunto a pesca lungo
con i bussolotti del pomodoro. Era un altro mondo, nel senso che noi avevamo una libertà che era anche garantita da quella che adesso comunque si chiama, con quel nome orrendo, di controllo di quartiere, controllo di comunità, di vicinato, ecco. Cioè, c'era una struttura sociale diversa, per cui ci era permesso avere più tempo e più libertà, fare più esperienze, misurare i nostri limiti, che invece i ragazzini di oggi raramente possono misurare con l'esperienza e purtroppo invece devono misurare con il confronto. Il confronto genera umiliazione, non genera forza costruttiva. Il confronto mortificante produce depressione, malinconia, insicurezza, e da insicurezza non si ricavano risorse, no? Come diceva Don Abbondio, se il coraggio non ce l'hai non te lo dai, no? Se non ti senti sicuro stai fermo, se non sei allenato a trovare da te soluzioni e a inciampare, cadere e rialzarti, di fronte alle crisi non hai strumenti. Credo che sia successo questo. Grazie. No, un'esperienza tornando a Della Terra, nel suo fiume a Casale, nel 1970 io ho fatto il mio primo anno di insegnamento a Casale, non c'era più purtroppo, mio papà aveva ben altra di preside, ma è così, ritrovavo adesso, c'era in adozione questo libro. Io insegnavo in una scuola differenziale, dunque ero uscita dalla filosofia a giugno e a settembre insegnavo in una scuola, a ottobre insegnavo in una scuola che c'erano ancora le scuole pubbliche, dove venivano messi i ragazzini a proposito di disagio, che avevano i disagi più grandi, no? Erano questi bambini, ragazzini ai margini, veramente ai margini, eravamo solo a Casale, ma sembrava di essere in un altro mondo. E io ricordo proprio che quel libro è stato un modo per incontrarli nelle loro grandi difficoltà, nella loro ovviamente estraneità, soprattutto in una classe differenziale. Se parlavo qui con mio cugino che era collega di matematica, io insegnavo lettere, ci ricordiamo ancora i nomi, i soprannomi di quei ragazzini, le lotte che facevano fra di loro, ma questa vivacità, anche intelligenza pratica legata al lavoro, perché venivano in classe dopo aver lavorato la mattina o nel panificio o nella stalla o insomma situazioni incredibili. Però ecco, devo così confermare nella pratica. Grazie. Quel libro è stato un aiuto per noi gruppo, ragazzi, ragazze e insegnanti, per trovare un contatto in situazioni. Quindi proprio mi sono ritrovata nelle vostre parole. Volevo ringraziare. Grazie a te per l'osservazione. Non abbiamo detto una cosa, abbiamo parlato dei carnet, ma la grande esperienza formativa di De Mattei è passata attraverso la condivisione dell'esperienza scout, nel senso che lui nel 1946 a Treviso, siamo dopo la guerra, fonda il primo gruppo, diciamo, scout della città. C'erano ancora le macerie, non avevano una sede, non avevano niente assolutamente, però avevano già voglia di fare delle cose e non da soli, insieme. Ci sono canti, ci sono teatri, ci sono costruzioni, ci sono appunto cammini, tutte queste cose. I capi
erano ragazzi di 16 anni che si portavano appresso ragazzini di 11, 10, 11, 12, 13 anni e stavano via 15 giorni senza i genitori. Robe oggi impensabili, nel senso che, per carità, così crescevano gli uni con gli altri. E questo lui non se l'è mai dimenticato. Ha cresciuto così anche noi, 5 figli. E via via, cioè il suo approccio era un approccio di responsabilità da una parte, ma anche di grande gioia, di grande laboriosità, di grande attività, no? Fai qualcosa, il suo motto, fai sta cosa. Per cui sì, e ce l'aveva senza tante, non so, io quando con Carla preparavamo questo incontro, sono andata a recuperare quella che lui chiama la sua, non la sua credenza, ma la sua prospettiva pedagogica. Anche questo mi è piaciuto, prospettiva, cioè una cosa alla quale si guarda, no? E dice ogni età è diversa dall'altra, no Carla? Cioè ogni momento è diverso. Il ragazzino non è mai uguale a se stesso, occorre avere questa capacità e questa attenzione se ci interessa, perché ci interessa, questa è la prima domanda, ci interessa? Se ci interessa, non è che ci interessa una volta, quando ha dai 7 agli 8 anni, ci deve interessare anche dopo, oppure quando ci interessa più volte e si continua così sempre, fino alla fine. E lui era così, ha cambiato tantissimo, non solo perché ha girato un po' il mondo, eccetera, ma perché aveva questa voglia di conoscere, che era anche inquietudine, non è solo voglio farne assolutamente, era un'inquietudine, ma era un'inquietudine di vita, insomma, vitale, ecco, questo senz'altro sì. Sì, penso che dovremmo tornarci su questo tema fondamentale oggi tra la questione istruzione da una parte ed educazione dall'altra. Cosa significa oggi educazione? Tra l'altro l'amico Grazio qualche tempo fa mi suggeriva anche per il diario di riprendere dei grandi maestri dal dopoguerra ad oggi che sono stati protagonisti, perché Enzo De Mattei viveva l'ambiente che insieme a lui altri stavano promuovendo come movimento di cooperazione educativa, come un movimento cattolico pedagogico molto interessante. Alberto Manzi, che tutti ricordano per i suoi disegni e l'alfabetizzazione degli italiani, ma che dopo andava in America Latina durante le vacanze e Gacciapanca un sacco di botte, e Mario Lodi, cioè questi grandi maestri in questa situazione epocale in cui ci troviamo dovremmo un po' ripescarli e riportarli. Ecco, Enzo De Mattei è fra questi ed è per questo che io credo troveremo il modo in qualche maniera, almeno 2 o 3 libri suoi dovrebbero essere ripubblicati, editati nuovamente, perché il Regno sul Su, il Regno sul Fiume e anche l'estate cattolica sull'altro versante dà un'idea. Per esempio tutto il primo lungo racconto è un racconto bellissimo in quegli anni di come una donna si emancipa da tanti punti di vista, no? Ecco, quindi l'augurio è che c'era, visto che la visione, no, progressista o comunque che parte dagli interessi dei ragazzi dal territorio dove questi ragazzi vivono, mi sembra di aver capito che invece gli insegnanti erano una formazione di tutt'altro. Come è riuscito a coniugare, diciamo, visto che era il preside, è riuscito a intervenire sul fattore insegnante, oppure comunque la io non sono stata una sua insegnante. Ma mi pareva dalla lettura, no, della prof che insisteva sul discorso dell'analisi, quando invece
forse sarebbe stato il caso di partire da qualcos'altro. Il Regno sul fiume. Nel libro dice a un certo punto, Sì, io l'ho letto. ecco, arriva in classe il preside e la professoressa dice ma guardi, questi non sanno scrivere in italiano. Cioè è riuscito a incidere, voglio dire, lui, non lo so, io sul non so, modo allora, di insegnare, non sulla posso dire io che poi Ma non funziona. Io come la signora ho cominciato nel 70 e però avevo De Matteo. È stato un inizio folgorante, meraviglioso, perché poi è andato tutto in discesa, ad ogni scuola che cambiavo le cose andavano in peggio. Sì. No, non tutte, fighe, non tutte, no, Lucio, salve, presenti ovviamente. Dirò che lui era una persona autorevole, ma che agiva anche l'autorità. Quindi i consigli di classe, sì, noi potevamo sbizzarrirci più che, però poi arrivava lui e diceva guarda, tieni conto questo, questo e questo. E allora magari tu facevi un'altra riflessione. Oggi è tutt'altro. Questo anche oggi, non buttiamo. No, è il modo di Io vi ringrazio sul serio perché ringrazio Lucio, ringrazio Carla con la quale abbiamo costruito questa cosa, ringrazio voi che siete venuti così numerosi, perché io mi stupisco sempre che quest'uomo che ho conosciuto, letto, studio da mo', perché mi occupo appunto delle sue carte insieme ai miei fratelli, eccetera, così che ciascuno di noi contribuisce un po' per quello che ha, sa fare, eccetera. Però sentirne ancora parlare, sentire che ancora può interessare, beh, a me è una cosa che ancora emoziona. E di questo vi ringrazio sul serio anche questa sera. Grazie. Grazie a voi e siamo appunto noi che vi ringraziamo per questo ulteriore importante contributo. Io ringrazio anche, vi ricordo sempre che questi appuntamenti come altre rassegne sono organizzate dall'associazione Omega, che è fatta di varie persone, volontari che tentano di portare un po' di respiro culturale in questa città attorno a varie tematiche e quindi lo ricordo perché è anche un po' l'editrice degli diari online che ha ormai un bel numero di lettori e ringrazio in particolare Flavio Scarpa e un altro ex preside Maurizio Grazio per il loro contributo, anche scout anche lui, ma gli scout trevigiani meriterebbero un approfondimento perché sono sempre stati una punta avanzata nella storia. Me lo ricordava lo scorso autunno una persona che ho conosciuto, pensate un po', durante una degustazione di vino toscano. Lui era il titolare dell'azienda Felsina, che è un importante brand del vino del Montepulciano, insomma del Brunello, sì, lo dico bene. E lui, prima di essere titolare, tramite la moglie di questa bella, si ricordava, perché aveva fatto qualche anno di insegnamento, di aver avuto come preside, di essere stato scout con lui e mi aveva detto quando fate questa cosa chiamami che vengo a testimoniare. No, non c'era perché avevo paura di altre cose. Va bene, comunque vi ricordo, grazie ancora, vi ricordo il prossimo appuntamento, giovedì prossimo con Antonia Tarzan, con il suo nuovo libro, che verrà poi intervistata da Valerio, dal giornalista che è anche direttore del giornale Diario Online, Valerio Di Donato. Quindi speriamo di ritrovarci, di ritrovarvi
E niente, vi auguro una buona serata e grazie della vostra presenza ancora. Adesso